Cosa è successo Liverpool questa sera? Cosa siamo noi? A Napoli siamo pericolosi? Rubiamo? E oggi cosa hai fatto in campo? Siamo stati pericolosi che ve ne abbiamo dati 4 schiaffi, bang, bung, bang, 3 nel primo tempo, 1 nel secondo e a casa. Ma ciao a tutti amici, da Napoli all'87. Prima di iniziare con il video, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale se non siete iscritti, attivando la campanellina per restare aggiornati con i nuovi video e condividete questo video con i vostri amici, parenti e chi vi pare. Mamma mia se sto godendo stasera, ditemi se sto godendo questa sera. Non sto godendo, di più. Nel primo tempo Klopp è entrato negli spogliatoi a testa bassa. Un Napoli che da subito ha fatto capire chi era padrone del campo. Che prestazione da parte di tutti, ma su tutti Kvaratskhelia e Anghissà. Che partite la Maronna hanno fatto! Mamma mia, uno un mostro. E Anghissà, quel pallone recuperato in mezzo a tre, ha fatto la ruleta, ha dato il pallone lungo a Kvara a destra e a sinistra, manda fuori i tempi difensori del Liverpool, pallone per Simeone per il 3-0. E questo è solo la ciliegina, perché poi tutta la partita, le abbiamo fatte andare fuori di testa. Kvara è un fenomeno, li ha fatti uscire pazzi i difensori del Liverpool. Ma come Anghissà, ha padroneggiato nel centrocampo, Lobotka che ha fatto un'altra sua buona partita, Zielinski che ha fatto doppietta oggi, uno sul rigore a partita iniziata dopo 5 minuti. È vero che poi sbaglia anche il rigore Osimhen, ma ci sta. Un Napoli che comunque nonostante un rigore sbagliato è sempre sul pezzo, sempre sulla partita. Poi una partita dominata dall'inizio alla fine. Abbiamo lasciato quei 10 minuti fra primo e secondo tempo dove abbiamo fatto giocare il Liverpool, ma poi ragazzi li abbiamo praticamente dominati. Non solo sul risultato, ma anche con la prestazione. Il centrocampo del Napoli dominante, mamma mia. Ragazzi, Zielinski in doppietto, ho detto, dall'altra parte ha segnato anche Anghissà, che nonostante manda in porta a Kvara per poi il 3-0 di Simeone, il secondo gol lo fa proprio Anghissà, scambio nello stretto con Kvara, i due migliori in campo, che mandano proprio fuori tempo ai difensori del Liverpool. Non ci hanno capito niente, ma che roba hanno fatto vedere questi due. Uno è mostruoso, è nato in un fenomeno, mamma mia Carmen. E poi inizia il secondo tempo e subito Napoli un'altra volta con Zielinski di inserimento. Prima la para Alisson e poi con lo scavetto fa il 4-0. Poi su una disattenzione subiamo il gol. Bravi loro ad approfittarsene per fare l'1-4. Ma poco che ha fatto sto Liverpool, ragazzi. Kim e Rachmani, perché io ho parlato del centrocampo che ha fatto una partita della Madonna. Così come Kvaratskhelia in avanti. Ma devo parlare della difesa, dei due centrali, Rachman e Kim che hanno concesso solo quella disattenzione del 4-0 che ci hanno preso di sorpresa, ma poi il Liverpool non ha mai sfondato. Che partita hanno fatto? Kim ha sbagliato un passaggio in tutta la partita, poi un muro difensivo, sbagliava e ritornava sul pezzo a coprire, a bloccare gli attacchi avversari. Lo stesso Ramani. Anche il capitano ci si è messo, così come Olivera, entrambi, che partita hanno fatto, anche i terzini. Osimhen, buona partita, peccato per il calcio di rigore, basta che non lo tira più lui e va Zielinski la prossima volta sul dischetto e li tirerà sempre Zielinski. Spero che Spalletti abbia deciso da stasera che il rigorista poi sarà Zielinski. Comunque, mamma mia, ragazzi, io non lo so, io sto scendo pazzo stasera, non me l'aspettavo un Napoli così, potevo pensare di vincere questa sera, ma stendo 2-1, ma 4-1, ragazzi, ma questo che potenziale abbiamo allora? Questo fa pensare che un Napoli, se gioca con gli 11 titolari, può mettere in difficoltà chiunque. E oggi abbiamo annientato il Liverpool, ragazzi, il Liverpool. Ah, Spallettone mio, se avresti messo questa formazione qui contro il Lecce, a quest'ora eravamo primi con l'Atalanta. Ah, comunque nulla da dire, bravo Spalletti per aver schierato la formazione ideale, perché
non se ne può fare almeno di Lobotka anche se Zelinski con questa forma qui, come si fa a farne almeno? E Zelinski continuate a criticarlo, continuate, manca la continuità a sto giocatore e a oggi Zelinski ha continuità e sta anche segnando. State zitti, state zitti. Anche Politano mi è piaciuto, però nulla di che rispetto a quegli altri che hanno fatto un partitone. Lozano è entrato bene, però si deve addrizzare un po' i piedi, oltre alla testa, perché l'abbiamo visto nell'ultima partita, no nell'ultima, a Firenze, di testa ha sbagliato un gol clamoroso. I piedi e la testa, perché poi di velocità ci siamo. Comunque il Liverpool, poca roba stasera, godo, perché ha trovato un Napoli che ha schiattata la capa, ancora una volta, quando vengono un maratona, sanno lasciare la cresta e se ne hanno tornare a casa loro. Ma non devono aver paura della città, del borseggiamento o perché noi siamo pericolosi. Sì, ma siamo pericolosi in campo, perché schiattiamo la capa ogni volta che venga. E niente, con questo è tutto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se ancora non l'avete fatto e che aspettate la carrozza, iscrivetevi al canale di Napoliello87. E volevo dire un'altra cosa, non ho nominato un certo giocatore, il portiere. Meret, complimenti anche a Meret, che qualche parata buona l'ha fatta. E oggi ancora più di prima va data fiducia a questo ragazzo, perché questo ragazzo è forte, lo ha dimostrato prima e lo continuerà a fare. Il Liverpool ha fatto sì qualche tiro, ci ha provato, qualche difficoltà ce l'ha messa, ma non più di tanto, perché hanno schiattato la capa, li abbiamo umiliati, 4 pavette e ciao, tornatene a casa Liverpool. Con questo è tutto, buonanotte a tutti amici. Da Napoli 87 e come sempre voglio Forza Napoli!